po' di emozione, scusate. Non nasconde l'emozione Flavio Tosi di fronte ai 5.000 in platea, li guarda, ringrazia tutti coloro che sono arrivati a Mantova in una giornata storica per lui, quella che segna la nascita del suo nuovo movimento Ricostruiamo il Paese. Tosi parla dal palco della sua idea di cambiamento del Paese e del modo di fare politica. Alle spalle la luce gialla di un faro che dovrà indicare la strada alla compagine di centrodestra della quale Tosi si candida di fatto come nuovo leader. All'indomani dell'uscita mantovana, tra le file del Popolo della Libertà le acque sono agitate, gli umori contrastanti. È un gran casino, qua tutti vogliono tirare su la bandierina e cercare praticamente di essere i più bravi, i più belli. Ho la sensazione che i prossimi mesi sia ancora più casino. È una buona cosa perché credo che il centrodestra abbia bisogno di ricostruirsi cercando di non avere la testa voltata al passato, ma oggi c'è bisogno di una classe politica fatta di quarantenni, mi auguro, che sia fatta di proiezione per ciò che vogliamo per l'Italia, mi auguro, e senza personalismi. Tra le file del carroccio prevale invece la diplomazia, nessuno si sbilancia né in un senso né nell'altro, piuttosto si aspetta di vedere dove questo movimento arriverà. Per noi non è una novità, nel senso che questo è un esperimento che è fuori dalla Lega, dopodiché ogni considerazione la si farà in futuro vedendo anche che evoluzione avrà tutta questa operazione. Penso che ognuno abbia il diritto di autocandidarsi alle primarie. Io le primarie le vedo come una cosa positiva, le ha fatte il centro-sinistra ed è una cosa positiva che le facciano anche il centro-destra.